Ciao ragazzi, risottino? Ma che faccio? Oggi vi faccio conoscere le sorelle Castagna di San Rocco di Piegara. Quindi questa è una storia di Lessinia, ma è una di quelle storie che mi piace particolarmente raccontare perché parla di due persone che si sono rimesse in gioco, in discussione, cambiando radicalmente vita pur di rincorrere i propri sogni, i propri obiettivi, anche i propri valori ancestrali della terra e della famiglia. Chiara è laureata in scienze forestali e per diversi anni ha lavorato come impiegata al Parco Naturale della Lessinia, quindi un lavoro d'ufficio. Claudio invece è un tecnologo alimentare che per diversi anni ha lavorato in un'azienda produttrice di forni. A un certo punto, un bel giorno nel 2016, hanno deciso di cambiare radicalmente vita, di trasformarla la loro vita e di tornare qui a casa per ripartire dalla terra. Quel pezzo di terra che hanno dietro casa e da dove hanno cominciato la loro carriera agricola per diventare le signore Zafferano della Lessinia. Avevamo voglia di fare qualcosa sul nostro, qualcosa di nostro sul nostro. Avevamo un po' di terreni ereditati dal papà, pochi, quindi non potevamo pensare di fare qualcosa di troppo estensivo e intensivo. Abbiamo pensato tante cose, tante le abbiamo scartate e poi un giorno camminando su nei pascoli in Alta Lessinia ci è venuta l'illuminazione. I pascoli erano pieni di crocchi, quelli primaverili, e lì abbiamo collegato crocco e crocco sattivo, che è lo zafferano. Abbiamo detto, se crescono i crocchi spontanei potrebbe crescere anche lo zafferano, quindi ci siamo informati, abbiamo studiato sopra, siamo andati a conoscere un po' di produttori in centro Italia, abbiamo imparato che cos'è e come si fa e abbiamo fatto poi delle piccole prove di coltivazione, diciamo dei piccoli ortini che insomma ci hanno dato soddisfazione nel loro piccolino. Abbiamo fatto analizzare lo zafferano, era in prima categoria e lì abbiamo deciso di lanciarci in questa avventura che poi pian piano si è arricchita di prodotti, e io le chiamo chicche, che allargano insomma un po' quello che è la nostra produzione. Com'è stato cambiare vita, Chiara? Diciamo che è molto più faticoso rispetto a stare seduti a una scrivania, però è molto meglio, vita molto più bella, molto più serena, senza mal di testa, mal di pancia. Ho qua chi comanda. Io sono quella che spara fuori in continuazione delle idee. A volte veramente mi faccio prendere dall'entusiasmo per le nuove cose, che può essere, non so, una nuova ricetta, un nuovo prodotto, anche il fatto di quando siamo partiti con l'idea di coltivare lo zafferano. Io parto sempre con una marcia al 200%. Lei invece, fortunatamente, è quella un po' con più i piedi per terra, che quindi dopo che io sprizzo energia da tutti i pori, lei comincia, questo no, ma questo come si fa, ma quello è. E quindi bene o male insieme riusciamo poi a sviluppare comunque delle nuove idee, che ce ne sono tantissime. I progetti sono tantissimi, ovviamente siamo in due e l'azienda è sempre stata autofinanziata, quindi cresciamo insomma un pochino alla volta. Claudia e Chiara si completano a vicenda perché l'una è più estroversa, più vulcanica, più creativa, diciamo, l'altra invece è più pragmatica, più terra-terra. E questo, se ci pensate, è l'elemento vincente di ogni sodalizio perfetto. Il tecnico che sviluppa il prodotto, il commerciale che sviluppa le idee, fa nascere le idee, le partorisce. E durante il lockdown ne è nata una particolarmente interessante che abbina i sapori del territorio con la semplicità creativa in cucina. Durante il lockdown abbiamo pensato a tutte quelle persone che non potevano più muoversi, venire in Lessinia e che erano magari soliti a raccogliere le varie erbe spontanee, e quindi abbiamo pensato di farlo noi per loro. Quindi abbiamo
creato questa nuova linea, questi nuovi prodotti, abbinando quelle che sono le erbe nostre, tipiche, che vanno dalle erbe spontanee come l'ortica o gli scioppettini, a fiori che coltiviamo anche noi come la malva, la calendula, al riso della nostra zona, che è il riso vialone nano di Isola della Scala. L'abbiamo pensato, abbiamo fatto delle ricette, quindi sono già pronti da usare e lo confezioniamo e lo vendiamo in vasi WEC, che sono vasi per la vasocottura. L'abbiamo pensato perché nel momento in cui, dopo che insomma si è gustato il risotto, uno ha un vaso che può riciclare e anche provare nuove ricette diventando un piccolo chef. Tutte le ricette che noi consigliamo sono assolutamente testate da noi. Nella confezione dietro c'è riportato la modalità di utilizzo, alcuni suggerimenti e anche alcune chicche per presentare il piatto in maniera un po' particolare. Si prende il vasetto che con o senza soffritto in funzione poi del risotto, si mette tutto direttamente in pentola e si cuoce il riso. Basta, tutto pronto. Possiamo dire che lo zafferano è stato un po' lo starter, la molla da cui tutto è partito nel 2016. Poi però nel corso degli anni Claudia e Chiara hanno aggiunto diversi altri articoli al loro catalogo, lo hanno ampliato, però tenendo imprescindibili alcuni elementi: lo zafferano e la provenienza, ovvero la Lessinia e la loro terra. Tutto ciò che loro vendono arriva da qui. E lo vendono anche in quella casetta che è diventata anch'essa un simbolo, perché la vedete chiaramente ogni volta che fate questa strada che porta fino a Rovere Veronese. Poi loro vanno anche in diversi mercatini in tutta la provincia e oltre. Ma l'accoglienza, lì volevo arrivare, l'accoglienza, l'ospitalità è sempre stata una costante di questa famiglia, anche perché dietro c'è un passato da buon gustai. Sì, questa è la vecchia casa di famiglia. Qui mio nonno, quando si è trasferito qui con tutta la famiglia, allora in origine era dalla parte materna, ma ancora stiamo parlando di generazioni fa. Poi mio nonno paterno si è trasferito qui con la famiglia e qui c'era un'osteria. Era l'osteria della zona, qui c'era l'unico telefono disponibile, passava la corriera. Per anni e anni dopo che mio nonno è morto e quindi poi c'eravamo noi, per anni e anni arrivava gente che entrava, chiedeva un bicchiere di vino e noi ovviamente glielo davamo, poi chiedeva il conto e gli dicevamo: ma guardi che qua nell'osteria non c'è più. Diciamo, questa vena dell'ospitalità ci è rimasta tantissimo, infatti noi puntiamo tantissimo su questo nostro piccolissimo punto vendita che abbiamo qui in azienda, che alla fine sembra una casetta di un mercatino di Natale, però ci teniamo tanto perché teniamo tantissimo al rapporto con le persone. Ci piace, ci riempie di orgoglio quando ci dicono: questa cosa è venuta benissimo, l'ho già provata, ne voglio ancora, la voglio regalare ai miei cari, ai miei parenti. Vi sentite un po' pionieri in quello che avete fatto? Sì, sicuramente, decisamente. Siamo state le prime a portare lo zafferano e a coltivare lo zafferano, quindi siamo sì le pioniere dello zafferano in Lessigna e diciamocelo, non proprio solo in Lessigna, c'era già qualche piccolo produttore un po' sconosciuto sparso per la provincia, però insomma diciamo che abbiamo dato un po' il là a tante altre piccole produzioni. C'è anche un valore familiare in quello che fai, mi pare. Beh sì, diciamo che è una cosa nostra di famiglia. Abbiamo deciso di buttarci in questa cosa. Ho il sostegno di mia sorella, di mia mamma. Tantissimo. Intanto è un supporto psicologico e morale non da poco. E poi è un supporto fisico non indifferente, perché se fossi da sola non ci sarebbe tutto questo, ci sarebbe sì forse un piccolo orticello di zafferano, probabilmente non ci sarebbe neanche più, di sicuro non farei tutte le mostarde, le confetture che facciamo, tanti prodotti non ci sarebbero, insomma diciamo che l'unione fa la forza in tutti i sensi. Claudia, Chiara, a parte è stato un'osteria?
direi. Quasi. Allora mi pronto anche per domani. Ottimo. Bisogna sempre buttarsi avanti, vero? Buon appetito, grazie. Salutiamo anche la mamma, Rosaria, e buon appetito con lo zafferano. Buon appetito. Buon appetito. Ma dopo che anche quell'altro qua al mare, mangiamo.